Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali nella copertina curata da Francesco Ceron con le immagini dell'archivio storico di Antenna 3 e i volti e le immagini davvero terribili di quella mattinata del 15 marzo 1996 con la tragedia della Butangas di Paese, quando l'esplosione di un deposito di GPL causò la morte di 2 persone, Claudio Mardegan e Gottardo Parisotto, e il ferimento di altre 13, tra cui 11 vigili del fuoco. Ci furono 2 esplosioni a distanza di circa un'ora, con danni ovviamente ingenti e anche una strage sfiorata, perché solo il grandissimo lavoro dei vigili del fuoco e, lo possiamo dire, anche un miracolo evitarono che la comunità di Paese venisse letteralmente spazzata via, con un bilancio che poteva essere davvero apocalittico per Paese. Una tragedia impossibile da dimenticare, una giornata che tenne con il fiato sospeso l'intera Marca trevigiana. E questa mattina a Paese una commemorazione ovviamente delle vittime e per ricordare, anche una messa per ricordare quella giornata infernale, una commemorazione che ha seguito la nostra Francesca Bozza e che racconteremo questa sera nei nostri telegiornali. Adesso andiamo alla cronaca, parliamo di 2 incidenti gravi. Il primo avvenuto nella notte in via Sant'Anna in comune di Rosà, 5 feriti di cui 1 gravissimo e 2 bimbi coinvolti. Il bilancio dello schianto tra 2 auto. Su uno dei 2 veicoli viaggiava una famiglia di 4 persone con 2 bambini a bordo, mentre sull'altra si trovavano 2 giovani. Sono 5, come dicevamo, le persone portate in ospedale, uno di questi in gravissime condizioni. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, che hanno liberato con cesoie e divaricatori il ferito più grave, incastrato all'interno di uno dei veicoli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Marostica, Enego e Bassano del Grappa per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. E dunque questo drammatico incidente a Rosà. L'altro incidente è avvenuto invece questa mattina poco dopo le 7 a Cortina d'Ampezzo. Siamo in via Pralongo, scivola con l'auto probabilmente causa neve, la vettura fa un salto di carreggiata di 4 metri e finisce contro il muro di una abitazione. Lo dicevamo, in via Pralongo l'autovettura è uscita autonomamente di strada e si è schiantata contro il muro perimetrale di una abitazione. All'interno dell'abitacolo il conducente ferito in modo fortunatamente non grave. I vigili del fuoco hanno provveduto alla sua liberazione, affidandolo poi successivamente alle cure del personale del SU 118. L'impatto ha causato l'abbattimento della recinzione esterna senza provocare fortunatamente danni strutturali all'edificio. Chiaramente se in quel momento si fosse trovata una persona nei pressi dello schianto, il bilancio poteva essere davvero molto grave. Le squadre hanno quindi messo in sicurezza l'area e il veicolo incidentato, verificando l'assenza di perdite di liquidi o altri rischi, e successivamente, lo abbiamo visto nelle immagini, con l'ausilio dell'autogru il mezzo è stato recuperato e rimosso dalla zona dell'incidente. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Cortina d'Ampezzo. Questi 2 gravi incidenti nelle ultime ore in Veneto. Torneremo fra poco a parlare di incidenti. Prima però c'è ancora un caso che fa discutere, il caso terribile di cronaca della 48enne trevigiana arrestata insieme al nuovo compagno dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma. L'accusa pesantissima: si scambiava con il nuovo compagno via chat immagini pedopornografiche anche della figlioletta e dei nipotini. L'orrore in casa, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro. L'orrore scoperto da una ragazzina, ancora più scioccante perché la sua mamma è protagonista di questo orrore. Una 48enne di Treviso che si dilettava a scambiare via chat con il nuovo compagno 52enne numerose immagini pedopornografiche che, tra gli altre, ritraevano la stessa figlia e 2 cuginetti di 5 e 8 anni. Questi ultimi, secondo gli investigatori, potrebbero aver subito violenza dalla stessa zia. È un quadro impressionante quello emerso dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma, dove l'operazione è partita con la denuncia del papà della minorenne e che ha portato all'arresto della coppia. L'uomo ha raccontato che sua figlia, mentre era a Treviso a casa della mamma, sua ex moglie, aveva visto per caso nel PC della donna la chat tra lei e il nuovo compagno. Foto e video terribili di numerosi minorenni, lei stessa tra questi, immagini che l'hanno scossa e spinta a confidarsi con il papà.
I carabinieri, per andare a fondo della questione, hanno raccolto testimonianze, interrogato la ragazzina e analizzato tutto il materiale informatico, come ad esempio cellulari, computer e tablet, sequestrati nel corso delle perquisizioni eseguite nelle abitazioni di Roma e Treviso. Ciò che hanno trovato metteva i brividi. Un'elevatissima mole di foto e video dai contenuti sessualmente espliciti e nelle chat tra i due indagati sono stati rilevati contenuti di natura pedopornografica incentrati sui loro commenti, con riferimento alle foto che ritraevano i minori nelle zone intime del corpo. Inoltre, nelle stesse chat, trovati altri commenti che fanno ipotizzare che i nipoti della donna siano stati costretti a subire attenzioni di natura sessuale dalla zia, come ripetuti toccamenti nelle zone genitali, contemporaneamente videoregistrati e commentati con lo stesso 52enne. Nel cellulare di quest'ultimo, infine, sono state trovate numerose altre immagini a contenuto pedopornografico di minori di 18 anni in pose sessualmente esplicite. Ancora nella Marca trevigiana per parlare della rapina violenta nella casa del dentista Bubola a Pieve di Soligo, mentre continua la caccia ai complici del 18enne arrestato. Proprio il 18enne resta in carcere. Davanti al giudice ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato dice vive un profondo disagio giovanile diffuso e pericoloso. È pronto a chiedere un'altra misura cautelare, però in attesa di una svolta nelle indagini. Si tratta di un giovane di 18 anni che evidentemente vive quel disagio giovanile molto diffuso e anche molto pericoloso, così ampiamente, quasi oserei dire epidemicamente rapportato anche al nostro territorio. Il ragazzo era completamente ammutolito, era bloccato, non ha detto nulla, ma non aveva neppure lucidità per dire qualcosa. Occhi bassi, sguardo contrito, bocca chiusa, così il 18enne Alil si è presentato agli inquirenti nel carcere di Santabona nell'interrogatorio di garanzia per la violenta rapina nella casa della famiglia Bubola a Pieve di Soligo, dove sarebbe stato peraltro riconosciuto da uno dei figli dei proprietari. Il giovane quindi ne ha tentato di difendersi, né tantomeno ha fatto i nomi dei due complici sui quali si continua a indagare. È possibile che sia rimasto succube dei suoi complici, che sia succube di altri? Guardi, questo non lo so, perché giustamente non ho elementi di fatto per affermare questo. Dico che ha 18 anni. Alil resta in carcere in attesa di una svolta nelle indagini che sembra imminente. Da questo dipenderà anche la tattica difensiva nel breve periodo. Ho anticipato, la madre che piange qua in studio ore piantonata. Ho anticipato questo al giudice, ho chiesto una sostituzione di misura, ma ritengo che in questo momento la tempestività della sostituzione della misura avverrà in una fase successiva. Ecco. Sullo sfondo resta il precedente, la rapina consumata a Refrontolo un anno fa nella villa dei gelatieri d'Oimo. All'epoca il giovane era minorenne e avrebbe agito come basista della banda, sapendo che in quella casa c'erano dei soldi. Pur nella massima cautela, Riponti marca la differenza. Un anno fa la situazione era diversa. Questa volta ha partecipato, aveva parlato anche con i carabinieri di quello che era successo, delle motivazioni, aveva dato le sue spiegazioni. Questa volta qua invece è come discutere con una colonna di marmo, ecco, non si discute. Parla da legale difensore Riponti, ma anche da docente universitario di criminologia. Ne esce un quadro inquietante. Probabilmente questi giovani, ed è una questione inquietante, sia minori che appena maggiorenni come in questo caso, vivono una dimensione di rapporto con la realtà assai peculiare, sono immersi in un mondo mediatico e anche web e anche internet in cui i modelli che circolano sono modelli di violenza, sono modelli di volgarità, modelli di brutalità. Io sono particolarmente addolorato da questa faccenda e anche molto solidale con le persone offese che hanno vissuto dei momenti drammatici. Però noi dobbiamo pensare a rifondare la nostra società per quanto riguarda i rapporti con il mondo giovanile. Giovanissimi protagonisti della cronaca. Maranza in azione ieri pomeriggio in quartiere San Vito a Bassano del Grappa, in via San Giovanni Bosco. Due giovanissimi hanno fermato un'anziana nei sotterranei
del supermercato all'Iper mentre stava per prendere l'ascensore. Hanno iniziato a insultarla e a minacciarla di rigarle la macchina. A quel punto la donna ha chiamato la sicurezza. Quasi contemporaneamente i carabinieri di Bassano hanno bloccato nei parcheggi del supermercato altri 2 ragazzi, portandoli in caserma per accertamenti. E a Bassano intanto tiene banco ovviamente il caso delle risse al centro studi. In attesa dell'incontro in municipio di martedì prossimo parla il presidente nazionale del coordinamento dei docenti dei diritti umani con sede a Lucca. Io credo che quanto sta accadendo a Bassano del Grappa debba essere osservato con grande attenzione. Le aggressioni e le risse scoppiate al centro studi di Bassano finiscono sotto la lente del coordinamento nazionale dei docenti della disciplina diritti umani con sede a Lucca, con il presidente, il professor Romano Pesavento, che esprime vicinanza alla comunità scolastica, ma invita soprattutto all'ascolto, partendo anche dalle dichiarazioni fatte al nostro microfono dagli stessi studenti. Chi avesse eventuali problemi non riuscisse a parlarne con i professori, con i genitori, chiamare le forze dell'ordine, noi siamo in primi, cioè vi rappresentiamo, siamo presenti e vogliamo essere presenti, quindi ritengo che noi studenti possiamo farci forza, dobbiamo farci forza, perché se non sono gli adulti, chi se non i nostri coetanei? Le loro parole dimostrano maturità e senso civico. Non sono limitate a denunciare un problema, ma hanno chiesto alla comunità di lavorare insieme per affrontarlo. Quando i giovani dicono che tra i coetanei è possibile capirsi e aiutarsi nei momenti difficili, stanno indicando una direzione molto chiara. I giovani non devono essere considerati soltanto destinatari di regole e interventi disciplinari, ma possono diventare protagonisti attivi della prevenzione dei conflitti. Intanto martedì prossimo dirigenti scolastici, genitori, amministrazione comunale e forze dell'ordine si troveranno in municipio, come già detto nei nostri TG, per cercare una strategia comune per affrontare la questione. Di una cosa è certo il professor Pesavento. La sicurezza non nasce soltanto dal controllo, nasce soprattutto dalla capacità di ascoltare i giovani e di accompagnarli nella crescita con responsabilità, visione educativa e senso civico. Scivola nel Piave mentre va a raccogliere erbette selvatiche. Nel tardo pomeriggio di ieri a San Donà il drammatico ritrovamento del corpo di Pietro Pivato, 82enne di Musile, che non era più tornato a casa dopo essere uscito in bicicletta. L'uomo è stato ritrovato sott'acqua, senza vita dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco dopo una giornata di ricerche nelle immediate vicinanze delle tracce lasciate dalla bicicletta e dalle impronte sull'argine vicino al ponte Granatiere di Sardegna in località Passarella. A lanciare l'allarme era stata la famiglia. Subito è scattato il piano per la ricerca per le persone scomparse, coordinato dalla prefettura con i carabinieri, i vigili del fuoco, l'elicottero del 115, la polizia del commissariato di Jesolo in supporto e i volontari della protezione civile del comune di San Donà di Piave. Poco prima del drammatico ritrovamento del corpo, la squadra aveva individuato il borsello dell'anziano con gli effetti personali e un possibile segno di scivolata verso l'acqua. Probabilmente colto da un malore è caduto in acqua e purtroppo ha perso la vita. Adesso torniamo nella Marca trevigiana. L'inseguimento da film del 2 pomeriggi fa a Montebelluna, protagonista un 37enne pericoloso spacciatore che peraltro era stato arrestato qualche tempo fa ma era stato rilasciato dopo aver aggredito dei carabinieri. Ebbene, qui in questo caso non si è fermato all'alt dei carabinieri, ha ingaggiato con i carabinieri un inseguimento davvero incredibile, andando anche contromano e provocando 2 incidenti. Quando si è vista arrivare addosso l'auto come un missile, probabilmente ha pensato che fosse finita. Invece, miracolosamente, la 44enne che stava tranquillamente guidando la sua vettura è rimasta illesa, anche se scioccata dall'impatto. Quel missile si era appena scontrato con un'auto dei carabinieri dopo aver imboccato una via contromano nella sua folle e pericolosa fuga. A bordo, in possesso di un bazar della droga, c'era un 37enne nigeriano che aveva poco prima ignorato l'alt dei militari. Una scena da film a Montebelluna in pieno pomeriggio. I carabinieri avevano documentato la cessione di droga con un cliente nel parcheggio di un supermercato. Di qui il blitz per fermarlo, ma il 37enne ha dato gas alla sua vettura scappando e dando inizio all'inseguimento che ha provocato 2 incidenti con gravi danni sotto gli occhi allibiti dei passanti. Una volta bloccato gli è stata sequestrata la droga, 12 involucri di cocaina, 15 di eroina, 350 euro in contanti, guadagno dello spaccio. Per lui è scattato l'arresto, convalidato, è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.
Ieri pomeriggio in Via della Repubblica a Treviso, attimi di paura per un incidente stradale, un 37enne in bicicletta travolto da un van. Un testimone ha raccontato di averlo visto volare per diversi metri, miracolosamente vivo. C'è stata grande partecipazione dei soccorsi anche da parte degli automobilisti. È cosciente e per fortuna penso sì che sia andata bene nonostante un impatto violento, perché ha fatto un bel volo. Tu l'hai visto proprio volare? Sì, l'ho visto proprio volare. Quindi per fortuna è andata molto bene. Giovanni Pace è stato tra i primi a scendere dalla propria auto e prestare soccorso al 37enne gambiano finito con la propria bici contro un van scuro all'altezza dell'incrocio da Pino in Viale della Repubblica a Treviso, uno dei nodi più trafficati e critici della città. Da una prima ricostruzione la bici elettrica era diretta verso Piazzale Pistoia, sfilando sulla destra i veicoli accodati nella stessa direzione. È da poco passato mezzogiorno l'impatto quando il mezzo tenta di svoltare verso San Pelaio. La bici viene caricata sul cofano e finisce in mezzo alla strada. A terra, sbalzato per diversi metri, anche il 37enne che nell'immediato rannicchiato su se stesso sembra non muoversi. Sono attimi di grande apprensione. L'autista del van si ferma, così come alcuni automobilisti, tra cui appunto Pace. Io ho chiamato la polizia, che sono stati brevissimi perché poi hanno chiamato la polizia locale, è arrivata subito. Ci siamo sincerati delle condizioni, oltre me chiaramente il conducente si è subito fermato, sincerato, ha chiamato lui il 118 e anche altre persone. Devo dire che il senso civico in questo senso. L'uomo è cosciente, arrivano gli agenti della polizia locale, il nucleo infortunistica stradale e a stretto giro gli operatori del SUEM 118 con ambulanza che parlano con il 37enne che era raggiunto anche da un compagno. Risponde così agli stimoli: sembrano non esserci ferite, fratture evidenti, ma uno stato di shock generale dovuto all'impatto. È stato portato al cafoncello. Le tante troppe tragedie sulle strade in Veneto e nella Marca. Sabato 21 marzo alle 9:30 con rito laico al campo da rugby di Villorba si svolgeranno i funerali di Samuel Mazzoni, il 29enne che ha perso la vita lo scorso 6 marzo nel tragico incidente stradale a Maserata. Lo ricorderete, l'auto sulla quale viaggiava si era scontrata frontalmente contro un'altra vettura che aveva invaso la corsia opposto. Nell'impatto la macchina di Mazzonna era finita nel vicino fossato ed era morto il 29enne poco dopo il terribile impatto, e dunque Villorba lo saluterà sabato prossimo alle 9:30 al campo da rugby cittadino. Mentre ieri a Mignagola di Carbonera una intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Alessandro Ponzo, il 25enne che invece è morto in sella alla sua moto martedì scorso, ed è stato proprio il rombo di auto sportive e moto a salutare il feretro. La moto, la sua grande passione, che era diventata anche un lavoro. Nemmeno il frastuono provocato dal rombo dei motori riesce a colmare il vuoto di una comunità ancora incredula per la morte di Alessandro Bonzo. Il 25enne è rimasto vittima di un incidente stradale martedì in via Brigata Emilia a Breda di Piave. Era in sella alla sua Ducati Alessandro quando ne ha perso il controllo, finendo prima contro un muretto, poi nel fossato lungo la strada. In chiesa Mignagola di Carbonera, l'addio. L'amore è ciò che oggi con Fernando Pessoa ci fa dire: la morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Perché l'amore è ciò che rimane in eterno. Lo dice anche il Cantico dei Cantici: forte come la morte è l'amore. Di certo forte l'abbraccio di amici e conoscenti ai familiari, alla mamma Stefania, al papà Claudio, al fratello Christian. Sono stati loro a mettere sulla bara il suo casco, simbolo di una passione, quella per i motori, che era diventata anche un lavoro in una officina della zona. Ieri Christian ha fatto una battuta: hai le mani da meccanico, riferendosi ai segni del suo lavoro che svolgeva con dedizione e diligenza, e che era parte di lui, della sua persona. Quelle mani sono
ma mi immagino che sia la prima cosa che il Signore ha guardato di lui, perché se è vero che 25 anni sono davvero pochi, è altrettanto vero che anche 25 anni possono essere carichi di frutti. Ed è così che Don Giuseppe restituisce l'immagine di un ragazzo semplice e generoso con i suoi sogni e le sue attitudini. Se veniva cercato da tanti amici e non solo, non era solo per la sua ormai comprovata passione e competenza per i motori. Era anche per come questa passione e competenza lui le metteva a disposizione degli altri, perché Alessandro c'era. Si sapeva di poter contare su di lui. Un'altra cerimonia funebre invece attesa domani a Fontana Fredda, ma lo scenario è completamente diverso. Parliamo dell'omicidio di Porcia. Domani l'ultimo saluto a Mario Ruoso, il patron di Tele Pordenone, ucciso lo scorso 4 marzo. Intanto dal carcere il killer Loriano Bedin avrebbe riferito al suo legale: non so perché mi trovo qui. Lunedì 16 marzo alle 14:30 la comunità si fermerà per dare l'ultimo saluto a Mario Ruoso, patron di Tele Pordenone e proprietario del Garage Venezia. La cerimonia si terrà nella chiesa arcipetrale di Vigonovo a Fontana Fredda. Ruoso è stato ucciso lo scorso 4 marzo, vittima di un massacro con almeno 8 colpi alla testa inferti con un tubo di ferro dal killer Loriano Bedin. Nelle scorse ore, proprio l'avvocato difensore di Bedin, Giorgio Mazzuccato, ha ottenuto dalla procura la possibilità di visionare le telecamere di videosorveglianza presenti in zona e di accedere ai locali dove è avvenuto il delitto. Si tratta di un passaggio tecnico molto importante perché ci consentirà di effettuare rilievi fotografici e planimetrici accurati che sono indispensabili per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e il contesto in cui si sono svolti gli eventi. Al sopralluogo prenderanno parte, oltre a me, anche il consulente tecnico medico-legale, il dottor Giovanni Del Ben, e altresì un architetto, così da garantire un'analisi tecnica completa e il più possibile oggettiva per procedere anche a misurazioni e calcoli delle distanze. Intanto, secondo quanto riferito dal legale, Bedin mostrerebbe segni di forte sofferenza e confusione, non ricorderebbe gli attimi immediatamente precedenti e successivi all'omicidio. Per questo motivo, nei prossimi giorni potrebbe essere richiesta anche una perizia psichiatrica. Purtroppo, per quanto ho potuto constatare, permane un rilevante stato di confusione che non mi consente di instaurare un confronto realmente costruttivo. Mi ha detto che, cito testualmente, tutti sanno perché sono qua, io non so perché sono qua, so solo che sono qua. Ecco, quindi ci sono degli elementi, delle circostanze, insomma, oggettive che certamente non possiamo tralasciare, non possiamo non considerare, ed è necessario appunto fare luce sulla situazione a 360 gradi. Torniamo a Cortina perché quello che era inizialmente sembrato un incidente, un fatto incidentale, in realtà si è rivelato essere un atto deliberato, un atto volontario. Parliamo dei momenti di panico vissuti ieri pomeriggio in pieno centro in Corso Italia, quando alcuni clienti del centro commerciale La Cooperativa di Cortina hanno accusato bruciore alla gola, segno di una possibile contaminazione dell'aria proprio all'interno di uno dei negozi. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cortina d'Ampezzo, supportata dagli specialisti del nucleo NBCR presente sul territorio, come vediamo. Il personale ha effettuato monitoraggi ambientali mediante strumentazioni specifiche che vediamo proprio in queste immagini e ha poi visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interno con la Polizia di Stato. Ebbene, proprio la Polizia ha potuto accertare che qualcuno aveva spruzzato dello spray al peperoncino e la Polizia è riuscita a individuare l'autore. L'uomo è un residente di Cortina di 47 anni che è stato denunciato a piede libero per procurato allarme e per getto pericoloso di cose. Fortunatamente la sostanza poco dopo il fatto si era dispersa rapidamente nell'aria senza causare intossicazioni né conseguenze rilevanti sanitarie per le persone presenti. Le operazioni di verifica
e aerazione e messa in sicurezza dei locali sono concluse dopo circa un'ora e appunto si è scoperto poi, grazie alla polizia, che c'era stato un autore di questa dispersione, un 47enne che è stato denunciato, un 47enne di Cortina. Sono invece i carabinieri a indagare su quanto accaduto 2 notti fa ad Annone Veneto, auto incendiate, 4 auto incendiate e poco prima una maxi rissa. Forse c'è un nesso tra questi 2 eventi. Notte di paura ad Annone Veneto, dove 4 auto sono state distrutte dalle fiamme in un incendio divampato in un'area di sosta. Il rogo si è sviluppato nel cuore della notte, svegliando i residenti della zona e i tanti automobilisti in transito che hanno dato l'allarme vedendo i veicoli avvolti dal fuoco, considerato che proprio a ridosso si trova anche un distributore di carburante. Subito allertato anche il primo cittadino di Annone. Il primo pensiero va sicuramente ai possessori delle auto, che comunque insomma sono persone che usano l'auto per lavoro, per impegni familiari e quindi si trovano sicuramente adesso ad avere un problema in più da risolvere. E poi insomma certo non fa piacere che succedano questi episodi, soprattutto nel paese dove appunto si sta amministrando. I proprietari delle auto andate letteralmente distrutte sono 2 residenti di Annone Veneto e 2 cittadini di origine rumena di etnia rom. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Motta, Portogruaro e San Vito, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altri mezzi. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri. I militari stanno verificando la presenza di eventuali tracce di accelerante sui veicoli e sull'asfalto per capire se si sia trattato di un incendio doloso. Un elemento che gli investigatori stanno valutando con attenzione è quanto accaduto poco prima del rogo nei pressi del municipio. Sarebbe infatti scoppiata una violenta rissa tra più persone. Gli inquirenti stanno cercando di capire se tra i 2 episodi possa esserci un collegamento e se le auto possano essere state date intenzionalmente alle fiamme come possibile ritorsione. Comunque anche nel municipio nella piazza ci sono delle telecamere, per cui se le forze dell'ordine dovessero aver necessità, tramite gli uffici c'è la possibilità di accedere anche a questi video. Al momento nessuna pista viene esclusa, mentre proseguono gli accertamenti. Lasciamo per un attimo la cronaca, restiamo però nel veneziano, o meglio a Venezia. C'è un caso che continua a tenere banco, è un caso politico che è diventato internazionale, ovvero la polemica attorno alla padiglione della Federazione russa alla Biennale di Venezia. Continua il braccio di ferro e con il governo anche diviso. Soltanto ieri le parole di Matteo Salvini, che ha detto il ministro Giuli sbaglia. Il braccio di ferro è quello tra il ministro e il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che appunto deve preparare quelle carte richieste proprio dal Ministero, e tutto ruota in queste ore attorno alla presenza o meno del ministro Giuli annunciata per giovedì prossimo. Una sua assenza potrebbe davvero creare una frattura insanabile. Ci sarà o non ci sarà il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli giovedì a Venezia ai giardini della Biennale per la presentazione dei lavori di restauro ultimati al padiglione centrale? Attorno a questo interrogativo più che mai attuale in queste ore si riuscirà a capire anche quanto lo strappo tra il Ministero dei Beni Culturali e il Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco circa la presenza della Russia alla prossima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia sia effettivamente ricucibile. Attualmente l'appuntamento è confermato, ma la presenza del ministro, data in forte dubbio, in queste ore si sta muovendo come grande pacificatore il senatore veneziano Raffaele Spranzon, profondo estimatore, sostenitore ed amico di entrambi. La presenza del ministro è stata annunciata dallo stesso Buttafuoco alla conferenza stampa del Padiglione Italia, quando Giulia aveva nettamente espresso in un video il suo dissenso alla partecipazione russa. L'arte è dal nostro punto di vista una delle migliori espressioni dell'identità plurale di un popolo, ed è libera quando è libero il governo che la mette in condizione di esprimersi. L'Italia appartiene al mondo libero ed è felice
di valorizzare qualsiasi forma artistica, anche l'arte dissidente. Non si può dire lo stesso delle autocrazie che all'interno della Biennale di Venezia sono titolari di padiglioni come quello della Federazione Russa, che verrà aperto, contrariamente all'opinione del governo italiano che rappresento, per la libera, autonoma scelta della Biennale di Venezia, che siamo tenuti a rispettare. Ne prendo atto. Tra le voci della cultura veneziana, ecco quella di Scardi dei Pittura Fresca. Dovrebbero partecipare tutti anche in caso di conflitti, anche perché molto probabilmente lo sport e la cultura possono risolvere i conflitti, e quindi chiudere le porte del tutto io lo considero sbagliato. Chiaramente se uno fa propaganda di regime non lo accetto. Nel frattempo il Ministero non molla la presa e ha chiesto alla Biennale di ricevere tutta la documentazione riguardo la presenza del padiglione russo alla Biennale. La Russia è proprietaria del padiglione dal 1914. Qualcuno ha ipotizzato anche l'invio di ispettori, che però non è ancora stato confermato. Tutto il Veneto si schiera però con Buttafuoco e la Biennale per la sua autonomia, mentre il capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini, ha chiesto al ministro Giughi di riferire in Parlamento sul caso. Insomma, è una questione ancora aperta e vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Sicuramente aperto è il tema delle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, le conseguenze non solo sulla sicurezza, ovviamente come sapete l'allerta terrorismo resta sempre alta, anzi si è alzata ulteriormente, ma poi ci sono le conseguenze economiche, non solo il carburante ma anche le bollette e anche l'alimentare. Ripartiremo da qui subito dopo la pubblicità. Oltre 751 milioni di euro. A tanto, secondo le stime della CGIA di Mestre, potrebbero ammontare i rincari delle bollette per 2 milioni di famiglie venete. Gli incrementi più consistenti nella provincia di Padova, con una stima di 143,7 milioni. Seguono Verona, Venezia, Treviso con 131,3 milioni di euro e Vicenza. Un salasso al quale vanno aggiunti gli aumenti del carburante, con il diesel che in queste ore ha toccato anche punte di 2,2 euro al litro, con le inevitabili ricadute sulle attività artigianali e commerciali. Lo conferma il maestro pasticcere Massimo Albanese. In ogni caso questi aumenti che possono esserci stati in quello che è l'ambito dei trasporti incidono nelle materie prime per noi, e quindi abbiamo comunque subito dei rincari. Ma se petrolio e gas risultano essere, a 2 settimane dallo scoppio del conflitto in Iran, le materie prime che hanno registrato l'impennata maggiore, non sono da trascurare le oscillazioni dei prezzi di altri beni che con la festa del papà e la Pasqua alle porte rischiano di pesare sulle produzioni legate a queste ricorrenze. Il cacao, il caffè, poi ciclicamente burro e uova aumentano proprio a ridosso delle festività di Natale e Pasqua. Oscillazioni fisiologiche dei prezzi, oggi più che mai rimarcate a causa del conflitto in Medio Oriente, ma Albanese rassicura. I rincari ci sono, io come azienda e comunque il nostro settore siamo tutti dell'idea che in questo momento è opportuno mantenere i prezzi calmierati, e quindi non applicheremo degli aumenti, soprattutto in vista di queste festività. Festività dunque salvate dagli aumenti, ma le preoccupazioni, inutile negarlo, guardando al futuro, restano. Purtroppo queste cose creano un po' di preoccupazione, un po' di agitazione sia nel nostro contesto, e quindi nella questione produttiva, e anche nella clientela. Questa situazione ci preoccupa molto, e la preoccupazione ricade soprattutto su alcuni settori, ad esempio l'edilizia. La preoccupazione del caro energia avviene anche su materie prime, materie importanti per l'edilizia, per la costruzione, che è uno dei settori trainanti, ma così anche in molti altri. Questo comporta che le imprese artigiane devono in ogni caso guardare oltre. Le conseguenze del conflitto in Iran stanno suscitando preoccupazione anche nel nostro territorio, oltre ai rincari già visti sul carburante. In allarme le imprese che, evidenzia Boschetto, devono iniziare a guardare oltre.
Vuol dire che non è più sufficiente, come è stato per molti periodi, guardare a un solo mercato. Abbiamo avuto trainante sempre la Germania, la Francia e quindi un territorio europeo. Questa situazione degli ultimi anni ci deve far pensare che è importante guardare a quello che è il mercato internazionale e mai affezionarci solamente ad uno Stato o ad un unico lavoro, ma guardare oltre. Ma se le imprese devono guardare oltre, il messaggio al governo è di far fronte al caro energia che rischia di mettere nuovamente in ginocchio famiglie e imprese. Il caro energia è un settore importantissimo e molto gravoso per le piccole e medie imprese, perché vanno ad incidere veramente sulla produzione, sui costi della produzione e soprattutto dove noi come piccole imprese abbiamo poca forza nel mercato, sono le figure che acquistano da noi che possono eventualmente avere maggiori risultati economici. Noi siamo quelli che purtroppo dobbiamo cedere a quello che è il mercato globale e a volte anche nazionale. Ecco, questa preoccupazione speriamo che venga portata al governo e che il governo possa aiutarci in un momento così particolare e difficile. Questo è dunque lo scenario difficile, drammatico sul fronte dei rincari un po' in tutti i settori causa guerra in Medio Oriente. E in questo scenario c'è un problema che invece nasce da prima, ormai annoso, ma che si intensifica. Parliamo cioè dei giovani che se ne vanno anche dal Veneto perché non trovano opportunità di lavoro, non trovano un futuro. Ieri se ne è parlato a Santa Caterina, a Treviso. I dati allarmanti sono quelli del Censis, ma forse c'è qualche spiraglio di luce. La risorsa giovani è sempre più scarsa. La cosa interessante è un effetto nascosto, quello che sta avvenendo nel mercato del lavoro. È paradossale che abbiamo toccato numeri record, più di 24 milioni di occupati, che però non sfiorano minimamente i giovani. Tutta la nuova occupazione creata nello scorso anno in Italia ha riguardato persone over 50 anni. Numeri chiarificatori e anche un po' spaventosi, quelli messi in luce nel convegno tenuto a Santa Caterina. Il direttore del Censis non lascia aperte grandi speranze sul futuro che attende i pochi giovani rimasti in Italia dopo il calo demografico e l'espatrio verso paesi che offrono migliori prospettive. L'ultimo anno abbiamo toccato un numero record, più di 157.000 italiani hanno trasferito la residenza all'estero. Ecco, qual è il punto chiave? Che i giovani sono pochi. Questo significa che rappresentano un bacino elettorale poco interessante per l'offerta politica, perché sono pochi, diminuiscono nel tempo e questo spiega anche l'assenza di vere e proprie politiche giovanili nel nostro Paese. Oggi il 36% delle famiglie in Italia è unipersonale, tra anziani rimasti soli o single che ce la fanno, la solitudine è quella che la fa da padrone. Le coppie con figli sono solo il 29% del totale, mentre il resto è costituito da coppie senza prole, un quadro sul quale la politica deve intervenire, come hanno chiesto i numerosi giovani intervenuti che non vogliono arrendersi alla tragedia dei numeri e che hanno rivendicato spazi ed entusiasmi. Dobbiamo assumerci responsabilità e insieme creare delle prospettive perché effettivamente possano rimanere ed essere felici nel nostro territorio. Dobbiamo dare delle risposte sulle politiche dell'abitare, sulle politiche del trasporto, della mobilità, sulle politiche del lavoro e della possibilità di contemperare la famiglia con le esigenze lavorative. La fortuna della mia delega mi fa incontrare ogni giorno tanti giovani all'interno delle scuole ma anche all'interno delle realtà associative, del progetto Giovani, e incontro giovani motivati, giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, giovani che cercano opportunità, e quello che abbiamo cercato di fare in questo mandato con la Giunta Conte è stato proprio quello di metterci in ascolto, di creare con loro un dialogo attivo, costruttivo, che mettesse al centro le loro esigenze, che creasse per loro opportunità, e quando l'abbiamo fatto i giovani non ci hanno mai deluso. Dobbiamo dare meno importanza ai fatti negativi e dobbiamo far emergere ciò che di positivo i giovani possono dire, e questa mattina lo abbiamo ascoltato. E allora c'è anche il volto positivo della storia, ci sono, e non sono tanti, ma ci sono quei giovani che decidono di restare. In questo caso, nel caso che vi raccontiamo nel prossimo servizio, un giovane che è tornato e ha deciso di restare, un giovanissimo imprenditore che ha lanciato una start-up insieme ad altri giovani.
nostro prodotto è un cestino intelligente che si occupa di automatizzare il processo della raccolta differenziata. Ciò significa che se una persona passa e butta la bottiglia di plastica, il sistema lo riconosce e lo depone nel compartimento corretto. Questo prodotto è pensato per i centri con alta affluenza, quindi i centri commerciali, gli aeroporti, dove appunto le persone sono di fretta e disinteressate, motivo per cui è utile un prodotto del genere. Leonardo Callegarini, trevigiano doc, 25 anni, è la dimostrazione che i giovani hanno spesso ottime idee e se adeguatamente sostenuti possono fare grandi cose. Oggi è a capo di un'azienda che conta altri 5 fondatori giovanissimi come lui, che è partita da un bando europeo e poi ha trovato un investitore che oggi li sta portando ad esportare in tutto il mondo. Questo prodotto è nato dall'idea di 3 ragazzi che hanno vinto un contest a livello internazionale, sono tornati in Italia e hanno detto facciamolo, quindi hanno coinvolto altre 3 persone più tecniche, me e altre 2, e da lì abbiamo iniziato a progettare il primo prototipo. Prima era in cartone, poi era in legno, poi abbiamo sempre più spinto finché non abbiamo conosciuto Dent SRL, che ci ha permesso di utilizzare i loro spazi per creare il primo prototipo presentabile al pubblico. Da lì è un crescendo. Il prototipo, dopo un anno di progettazione, viene presentato nel 2025 in H-Farm e succede il miracolo. E lì in particolare abbiamo conosciuto un investitore che a giugno ha deciso di investire e da lì tutti noi ci siamo licenziati nei nostri vecchi lavori e abbiamo iniziato a lavorare in questo full time. I cestini intelligenti, che naturalmente sfruttano l'intelligenza artificiale, già viaggiano in tutto il mondo, mentre i ragazzi restano saldamente a Treviso. Sì, un paio ne abbiamo spediti in Romania, in Brasile, e ne spediamo in Sicilia, in Sardegna, ne abbiamo spediti a Milano, siamo andati a Nave de Vero, a Jesolo, quindi abbiamo un po' seminato un po' ovunque dove il mercato lo richiedeva, insomma. È tutto made in Treviso, quindi voi non andate via da qui? L'azienda è qui, l'azienda che ce li produce è qui e quindi attualmente sì, la nostra idea è di lavorare con l'estero ma di restare qui. Si è parlato anche di intelligenza artificiale in questo servizio. Bene, in questi giorni si è parlato di intelligenza artificiale per una vicenda che è diventata nazionale, quella della Invest Cloud di Marghera, che chiude licenziando 37 dipendenti sostituiti dall'intelligenza artificiale. Ne ha parlato in queste ore anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che dice: questo caso testimonia l'urgenza che il mondo del lavoro nelle sue diverse componenti, dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali alle singole realtà aziendali e istituzionali e la politica, sappiano allearsi e trovare quanto prima soluzioni adeguate per governare al meglio, nel rispetto della dignità delle persone e del lavoro umano, le notevoli ricadute nel futuro sempre più marcate legate all'impegno diffuso e pervasivo dell'intelligenza artificiale. Lo ha dichiarato appunto il patriarca di Venezia in una nota in cui esprime vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie. Il tema della politica adesso, delle elezioni amministrative, restiamo nella Marca con il caso Spresiano. Non è l'unico caso in cui il centrodestra trova difficoltà e trova divisioni, ma il caso Spresiano è particolare perché nasce anche da questioni del passato. Ci sono state 2 giorni fa delle parole abbastanza chiare del segretario leghista provinciale Dimitri Coin, alle quali ieri ha risposto il sindaco Marco Della Pietra, che dice: crediamo nell'unità ma siamo pronti a correre da soli, e lancia anche pesanti stoccate. Credo che adesso sia necessario aspettare il prossimo fine settimana con il referendum per non mettere troppa carne al fuoco, però credo che insomma l'evidenza sia sotto gli occhi di tutti, per cui diciamo che al 99,9% scenderemo ancora in campo con lo stesso capitano, si può dire capitano che dopo non ci sia il copyright, e con una squadra gran parte formata da chi è già in amministrazione, ma con anche diversi volti nuovi. Quindi nessun psicodramma per le parole di Coin. Dopo il referendum lei è pronto a presentarsi con o senza la Lega? Ma assolutamente sì. Noi siamo pronti a correre da soli senza problemi. Il messaggio a quelli che sulla carta dovrebbero essere alleati è chiaro, quasi un fendente politico. Marco Della Pietra, sindaco uscente di Fratelli d'Italia, risponde così al segretario della Lega provinciale Dimitri Coin, che nel corso di una nostra intervista, parlando di elezioni comunali, ha rivelato la difficoltà di correre uniti a Spresiano, dove i dissapori sono risalenti e avevano portato a corse solitarie anche nel 2020. L'unità da queste parti sembra dunque una chimera. Noi siamo sempre stati, e lo siamo
siamo ancora per il centrodestra unito, questo è poco ma sicuro. Anche alle scorse comunali eravamo di questo avviso, abbiamo chiesto alla Lega se avesse piacere di correre tutti quanti assieme e sono stati loro a dire no, guarda, meglio che andiamo separati, per cui al massimo ecco sarà un rendezvous, né più né meno. Ma io e la mia squadra stiamo ragionando per conto nostro, come d'altronde abbiamo fatto negli ultimi 9 anni, da quando la Lega per la questione Asco Holding ha cominciato a votarci contro. Ma io credo che a fronte di certe uscite sia evidente come il problema non sia di tipo amministrativo, ma sia più che altro di tipo personale, molto probabilmente nei miei confronti, ecco. Se i margini a Spresiano per una ricucitura sono oggettivamente bassi, il centrodestra potrebbe trovare una quadra prima del previsto a Castelfranco Veneto, dove Lega e Fratelli d'Italia hanno già presentato Luca Pozzobon, Forza Italia Gianfranco Giovine. Nella città del Giorgione intanto il prefetto Angelo Sidoti ha individuato il commissario che dovrà traghettare il comune al voto. Si tratta del viceprefetto di Treviso Alessandro Sallusto. A lui gli affari correnti e la gestione del municipio. E poi a Venezia, dove continua il duello a distanza tra il candidato del centro-sinistra Andrea Martella e quello del centro-destra Simone Venturini. Al Candiani di Mestre stretta la convergenza programmatica del PD con le 100 idee per Venezia elaborate in questi anni dalla Fondazione Pellicani e la candidatura a sindaco di Andrea Martella. Casa, lavoro, salute, sicurezza, sono tanti i problemi e i temi caldi di una città che ha bisogno di un cambiamento radicale e la convergenza delle 100 idee per Venezia, frutto di un lavoro della Fondazione Pellicani che in 3 anni ha coinvolto centinaia di persone, con il programma del Partito Democratico, rappresenta secondo i proponenti una piattaforma condivisa con i cittadini per la svolta che la città si attende. In questi anni non c'è stata partecipazione, non c'è stato confronto, che la città è stata gestita in modo arrogante, senza parlare con i cittadini. Io avrò un altro stile e un altro metodo in cui la partecipazione e il confronto saranno messi al primo posto. E l'altra richiesta che mi viene fatta è quella di ripristinare, di rifondare le municipalità, di fare in modo che le municipalità siano un luogo di governo del territorio, vicino davvero ai cittadini. Durante l'incontro al Candiani di Mestre, partecipazione è uno dei termini che ricorrono più frequentemente, non solo per l'arricchimento che porta in dote un percorso condiviso, una pluralità di analisi, ma anche per definire le priorità che dovranno essere affrontate. La sicurezza rappresenta un'emergenza, questo lo vediamo tutti, ma per affrontarla bisogna sì intensificare i presidi del territorio, bisogna sì intensificare la repressione dei reati, ma bisogna soprattutto sviluppare politiche di prevenzione sociale e di rigenerazione urbana. Le cose sono collegate, tant'è che noi con 100 idee per Venezia proponiamo di creare un assessorato che tenga insieme queste due cose. Martella ha rivolto un invito diretto a Pellicani, definito instancabile motore di tante iniziative di ricerca, riflessione ed elaborazione, ad essere protagonista nelle liste del PD e del futuro governo della città. Città che, ha concluso Martella, ha bisogno di un sindaco più presente. Affrontare le grandi emergenze della città, su cui il sindaco ha voce in capitolo, la sanità in primo luogo, andando in regione a chiedere più medici di base, oppure la casa, parlando con l'Ater seriamente e con la regione, e ancora con le grandi aziende che insistono nel nostro territorio, la Fincantieri, l'Eni, ed ancora naturalmente con le realtà economiche che agiscono nel Comune di Venezia e in tutto il territorio, il porto, l'aeroporto. E intanto Venturini ieri a Marghera ha presentato il simbolo elettorale della lista civica. Oggi vi abbiamo presentato il nostro logo, il colore giallo, colore della gioia, della primavera, del divertimento, del sorriso, della gioia. E appunto lo scopo nostro è portare una politica fatta di rispetto di tutti, anche dell'avversario, di contenuti e anche di sorrisi. Simone Venturini, candidato sindaco per il centrodestra alle prossime amministrative di Venezia, ha presentato il simbolo elettorale della lista Simone Venturini Sindaco con lo slogan Avanti insieme e come colore distintivo il giallo.
Tra strette di mano e mazzi di mimosa ha scelto il mercato della sua Marghera per presentare il suo simbolo elettorale. La scelta di avere molti giovani in lista rappresenta anche questo, la volontà di dare uno sguardo verso il futuro. Il giallo è il colore della primavera, quando la stagione riparte, e soprattutto vogliamo evitare che si torni all'inverno o all'autunno che la nostra città ha vissuto tanti anni fa con la crisi del comune, da cui è finalmente uscita grazie al lavoro dell'ultima amministrazione. È politico e ha a che fare con la politica ovviamente lo scenario attorno al referendum sulla giustizia che vedrà gli elettori alle urne la prossima settimana, domenica prossima e poi lunedì 22 e 23 marzo. Continuano i dibattiti in questi giorni. Ieri all'Istituto Mazzotti di Treviso un incontro al quale ha partecipato Pier Camillo Davigo, nome storico della magistratura. E sovverte una parte importante della Costituzione che riguarda la separazione tra i poteri dello Stato. Già in Italia il potere legislativo è andato a fondersi quasi con quello esecutivo, visto che la maggior parte, la quasi totalità delle leggi nascono da disegni di legge di iniziativa governativa. Andare a limitare, perché questo ci sarà, l'indipendenza della magistratura può avere conseguenze pericolose. Pier Camillo Davigo, già magistrato e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, spiega così le motivazioni del no al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Tra le figure più importanti del panorama giudiziario italiano, Davigo è intervenuto all'incontro organizzato all'Istituto Mazzotti di Treviso dai comitati Vota No, Difendere Giustizia, Costituzione e Democrazia. Assente invece il guardasigilli Carlo Nordio, invitato dai promotori della giornata, con la sua sedia, come era stato annunciato alla vigilia, rimasta vuota. Davigo ha affrontato i vari passaggi della riforma. Sul sorteggio per la scelta dei membri dei CSM, l'ex magistrato risponde così. Cosa direbbero i parlamentari se si proponesse di sorteggiare loro? Per la consultazione della prossima settimana non sarà necessario il raggiungimento del quorum, ma Davigo è certo che i cittadini saranno consapevoli dell'importanza dell'appuntamento referendario. E io non credo affatto che i cittadini italiani siano sciocchi, quindi stanno facendosi delle domande. È un altro no, ma è un no di tutt'altro tipo, quello portato avanti dalla manifestazione a Eraclea contro il progetto di quello che dovrebbe diventare il più grande parco agrivoltaico d'Italia a Torre di Fino. Il parco agrivoltaico occuperebbe, pensate, 165 ettari di suolo agricolo con 118.000 pannelli alti 4 metri. No al più grande parco agrivoltaico d'Italia in comune di Eraclea. Dovrebbe sorgere su 165 ettari di suolo agricolo, pari a 230 campi da calcio, e cingere d'assedio l'abitato di Torre di Fine con 118.000 pannelli alti 4 metri. Pannelli che, sostiene il Comitato No Agrivoltaico, secondo gli studi più recenti porterebbero anche ad un aumento medio delle temperature di 4 gradi. Contemporaneamente, peraltro, informa sempre il Comitato, è in progetto un altro parco ancora più grande, 220 ettari in località Boccafossa a Torre di Mosto. L'appello è soprattutto alla Regione. È un progetto di enormi dimensioni, è un progetto assolutamente incompatibile con il nostro territorio, è un progetto che va assolutamente ritirato o spostato da un'altra parte. Certamente non può essere un progetto che viene applicato qui a poche decine di metri dalle abitazioni, dal centro abitato di Torre di Fine. I manifestanti che hanno percorso i luoghi interessati dal progetto si dicono favorevoli alle energie rinnovabili e alla transizione energetica, ma non al costo enorme che pagherebbe un territorio naturalistico che ha una lunga storia di bonifica, agricoltura e sviluppo turistico costiero. Ma se proprio vogliono fare questo agrivoltaico avanzato, assolutamente può essere trovata un'altra area. Il proprietario e la società devono prendere atto che la società di Eraclea, il paese di Eraclea, le categorie economiche di Eraclea non vogliono assolutamente questo progetto. Ricoprirlo di pannelli, cabine elettriche, container e recinzioni metterebbe una pietra tombale su una delle poche opportunità di sviluppo, e c'è anche molta paura di una significativa diminuzione del valore immobiliare delle case. Un altro no è quello che abbiamo raccontato in questi giorni. Siamo in provincia di Vicenza, da parte proprio dell'ente provincia, l'ampliamento di Silva SRL al progetto di ampliamento, e continuano le reazioni a questo no.
Come si festeggia adesso? Sì, naturalmente. Come si festeggia? Andate là sul posto, organizzate la festa? No, ma io vado contro, devo parlare con loro comunque. Lei festeggia o no? Sì. Un buon aperitivo. L'esultanza dei cittadini del comitato di Mantecchio Precalcino è proseguito fino a sera ieri dopo l'annuncio della bocciatura della provincia del progetto di Silva SRL, un risultato storico per un comitato sorto poco più di un anno fa che si era autobattezzato Comitato Tuteliamo la Salute a difesa del rischio di inquinamento delle falde. La nostra valutazione è sicuramente positiva, ma è positiva perché dalle prime voci che ci giungono è che il parere negativo è stato determinato dal parere delle unità sanitarie locali rispetto alla non compatibilità con l'ambiente, e questo naturalmente rafforza la nostra missione. Tuteliamo la salute. Allora, se l'unità sanitaria locale è bloccata perché c'è un problema, noi siamo veramente felici. Non è tanto questione di traffico, questioni legali o altre questioni, ma è un problema della salute pubblica. Il problema della salute delle persone. Adesso bisognerà capire realmente le persone che rischi corrono, andando a fondo, analizzando bene l'ambiente. Fondamentale è stato però anche l'apporto della Regione Veneto, che dovrà esprimersi a breve sulla perimetrazione delle aree di salvaguardia delle zone di ricarica degli acquedotti a nord di Vicenza. Questo è stato importante nel richiedere la riemissione del parere del bacino, questo l'avevamo detto, è stato frutto di una verifica fatta congiuntamente con la Regione, che ha fatto richiedere nuovamente il parere sia da parte nostra che da parte della Regione, e il bacino si è espresso in maniera cautelativa proprio a fronte dell'iter burocratico che ora è avviato in Regione. La Regione ora dovrà procedere con quello che è l'iter per le aree di salvaguardia. Questo diciamo che è stato importante nel determinare la richiesta di riemissione del parere e quindi di un parere negativo in via cautelativa. Qualche istante di pubblicità, poi ripartiremo da Padova, gli ultimi aggiornamenti sul tram. È l'ultimo getto di calcestruzzo in via Piovese, in zona Volta Barozzo a Padova, di fronte al deposito, a mettere la parola fine alla costruzione della piattaforma, l'opera più impattante del SIR 3. I cantieri erano iniziati di fronte al liceo Cornaro il 7 settembre del 2023 e si concludono, dopo 2 anni e mezzo, con i circa 6 km di linee completate per le vie di corsa e la messa a terra di circa 12 km di piattaforma. Prende il suo corpo definitivo il SIR 3, la tratta del sistema SMART che collegherà la stazione di Padova a Volta Barozzo. Completata la fase più impattante dei cantieri, si inizierà a lavorare per la posa delle rotaie, a cui seguirà la preparazione della linea aerea e di tutte le fermate. È un passo importantissimo perché sono i lavori quelli più impegnativi, quelli della piattaforma. Rimane da fare quindi solo la posa della rotaia, l'attrezzatura delle fermate e il completamento della linea aerea, ma il SIR 3 sta veramente diventando realtà. Il preesercizio della linea SIR 3 dovrebbe partire durante l'estate, ma le prime corse dimostrative potrebbero arrivare già a giugno per la festa del Santo. Continuano anche i lavori sulla tratta SIR 2. Da lunedì sarà chiuso per 2 settimane l'incrocio tra Via Verdi e Via Dante e ci sarà anche un restringimento all'altezza dell'incrocio con Via Risorgimento. Contemporaneamente si lavorerà tra Piazza Garibaldi fino all'incrocio con il SIR 1 su Riviera Ponti Romani. Dai lavori per il tram a Padova ai lavori che hanno portato a ristrutturare decine di appartamenti Ater con un risparmio per le bollette energetiche fino all'80%, siamo a Vittorio Veneto. Isolamento termico degli edifici, il cosiddetto cappotto, sostituzione dei serramenti, installazione di pompe di calore e impianti fotovoltaici sono i principali interventi fatti dall'Ater a Vittorio Veneto per riqualificare 33 alloggi con un investimento di fondi PNRR di oltre 2 milioni di euro. E va ad colmare quella che è un'esigenza naturalmente delle persone che vivono all'interno delle palazzine, quindi per il risparmio energetico, quindi minore spese per quanto riguarda le bollette. Gli appartamenti si trovano in 4 palazzine in via Buozzi. Questo è un intervento di riqualificazione, come dicevo prima, che non dà nuovi alloggi, ma rende più
performanti quelli che sono i nostri alloggi. In effetti i nuovi appartamenti passeranno da una classe energetica DG a una classe energetica che varia dal B all'A. Questo potrà permettere un risparmio energetico per i nostri utenti che va dal 30 all'80, quindi facciamo una media del 50% di risparmio energetico su quelle che sono le bollette. Anche a Vittorio Veneto l'emergenza abitativa è sempre più pressante ed è necessario intervenire per dare casa a chi, secondo la graduatoria, la sta aspettando. Questo intervento va proprio attraverso l'opportunità del PNRR a dimostrare come le ATER siano intervenute in questo caso in 33 nuclei familiari per efficientare e quindi in linea con quel bando rispetto ai fondi strutturali che la Regione del Veneto sta cercando di mettere a sistema. In totale il comune di Vittorio Veneto dispone di 45 appartamenti, di cui 15 al momento sfitti, alcuni perché richiedono lavori. È in fase di ottimazione il recupero di 4 appartamenti comunali per una spesa di oltre 50.000 euro e ne sono stati individuati già altri 3 da sistemare. Un centro sollievo per pazienti con decadimento cognitivo al Parco dei Moreri di Silea nasce grazie alla sinergia tra Comune e ULSS 2. Al Parco dei Moreri di Silea un nuovo servizio a sostegno delle persone con decadimento cognitivo e delle loro famiglie. Il centro sollievo ai Moreri, nato dalla collaborazione tra amministrazione comunale, ULSS 2 e associazione Auser Polaris, che già gestisce lo spazio verde. Un progetto stimolato dalle richieste che vengono dal territorio. Nell'ultimo anno sono infatti aumentate le segnalazioni ai servizi sociali legate a casi di decadimento cognitivo e disturbi comportamentali, con le famiglie costrette a rivolgersi alle strutture presenti in altri comuni. Logicamente la location Parco dei Moreri offre tantissime opportunità, non solo per quello che è lo spazio strutturale, fisico, l'area verde, ma anche per tutte le progettualità che ci sono in essere. Sarà un altro pezzetto di un quadro molto più ampio di un progetto così conosciuto, Terre di Vita. Agricoltura sociale, ginnastica, laboratori per mantenere le abilità manuali e stimolare la memoria, lavoro a maglia. Dal lunedì al venerdì sono molte le attività organizzate nello spazio di accoglienza che allo stesso tempo viene in aiuto ai caregiver. Sappiamo che questi pazienti hanno bisogno di essere stimolati nelle attività per fermare la malattia o comunque regredirla un pochettino. Quindi questa è un'attività importantissima. Poi dal nome sollievo, proprio è un grande sollievo per i familiari. Apertura il 16 marzo con il centro che sarà operativo il lunedì dalle 9.15 alle 11.45. Fondamentale l'apporto dei volontari Auser opportunamente formati e affiancati periodicamente da professionisti specializzati. L'accesso al nuovo servizio è subordinato a una valutazione del Centro per il disturbo cognitivo e demenze dell'ULSS 2 e a una successiva valutazione dell'assistente sociale del comune. È un servizio che daremo ai nostri concittadini che stanno attraversando quella fase di vita e ai loro familiari. È una vicinanza a cui ci teniamo tantissimo. Il comune poi tramite i servizi sociali è molto vicino anche alle persone a 360 gradi, sia dal punto di vista della vicinanza ma anche poi quello sanitario e di servizio, quindi siamo veramente felici. A Longarone adesso, perché ieri c'è stata l'inaugurazione dell'edizione 2026 di Agrimont. In 45 edizioni Agrimont è diventata la più completa mostra dell'agricoltura di montagna. È l'appuntamento in cui il mondo rurale montano presenta tutto ciò che lo rende unico, dalle macchine e attrezzature per l'agricoltura alle tecniche e ai prodotti per la cura e manutenzione del territorio, sino ai prodotti enogastronomici tipici. Ma Agrimont è anche l'occasione per riflettere sul futuro della fiera stessa. Stiamo respirando sicuramente un momento di incertezza e di preoccupazione anche per quello che sta succedendo nel mondo e sicuramente tutti i settori ne pagheranno e ne stanno pagando le conseguenze. È chiaro che le istituzioni devono garantire la massima vicinanza e sostegno a un comparto che, ripeto, è strategico per la tutela e la valorizzazione del territorio e soprattutto perché è composto da tanti giovani. Anche questo aspetto secondo me è importante, giovani che credono nel territorio, che hanno ancora la voglia di fare sacrifici e lo fanno con tanta passione, quindi noi abbiamo veramente il dovere anche per questo di garantire il massimo sostegno e la massima vicinanza. Agrimont è una manifestazione che si è affermata negli anni, sia in termini di visitatori che di qualità e numero di espositori specializzati,
con un'ampia rappresentanza delle principali aziende di prodotti, macchine e attrezzature per l'agricoltura e tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano. Presenti in esposizione anche aziende legate al settore del giardinaggio e di quello del florovivaismo, con prodotti e piccole attrezzature da utilizzare nella cura dell'orto o del giardino di casa. Completano la rassegna infine gli stand che presentano produzioni agroalimentari tipiche delle agricolture di montagna come formaggi, miele e insaccati. È la fiera della montagna, è la fiera del territorio della provincia di Belluno e ha bisogno di tutta l'unità di intenti di tutti coloro che credono e vogliono bene alla provincia di Belluno. Le associazioni di categoria, tutte, non solo quelle agricole ma anche quelle degli altri comparti, ma anche la politica, ma anche gli stakeholder, quindi anche gli imprenditori. Vi parlo di un appuntamento di questo pomeriggio nella nostra programmazione, perché alle 16:15 un appuntamento importante per rivedere il processo alla vecchia di Ponte Dante, è andato in onda in diretta giovedì sera con un grande successo di ascolti, e allora a grande richiesta nel pomeriggio alle 16:15 potrete rivedere il processo alla vecchia per rivivere insieme tradizione e sorrisi di una manifestazione che a Treviso davvero non conosce età. Adesso invece, al termine come sempre di questa edizione domenicale, c'è lo spazio alla rubrica nella quale protagonisti della società raccontano il proprio percorso personale di vita e di fede. Oggi Lucio Zanato incontra Paolo Tonello, che ha fatto della propria professione legata alla logistica internazionale non solo un'esperienza economica tradotta in 3 libri sul futuro di Venezia e sul suo entroterra, ma anche un suo impegno di fede al servizio degli altri. Allora, vi lascio a Lucio Zanato con i percorsi di fede, poi vi ricordo al termine ci sarà il meteo, a seguire itinerari turistici, parleremo della riviera del Brenta a Mira, e poi alle 16:15, come vi dicevamo, c'è la replica e torneremo a rivedere il processo alla vecchia a Ponte Dante. Vi lascio a Lucio Zanato, arrivederci. Benvenuti a un'altra puntata di Percorsi di vita e di fede. Con noi questa domenica c'è Paolo Tonello. Paolo Tonello ha un percorso all'interno delle ACLI ma anche all'interno degli Scout. Incontriamolo un po' insieme. Cominciamo con chi è Paolo Tonello nella vita. Sì, Paolo Tonello, ho 57 anni, sono sposato con Anna Maria, sono papà di Francesco e nella vita lavoro nell'ufficio doganale di un terminal marittimo a Porto Marghera e mi occupo per volontariato da molti anni di attivazione sociale, di animazione sociale. Sono cresciuto negli Scout di Milano, nella GESCI. Quando ho preso la partenza, finito il percorso formativo, ho deciso che non avrei fatto, d'accordo con i miei capi, che non avrei fatto il capo, ma che mi sarei dedicato all'impegno civile. Sono quindi entrato nelle ACLI, sono rimasto per 30 anni con vari ruoli, sono stato anche presidente del circolo e consigliere provinciale. Poi mi sono preso un anno sabbatico attorno ai 50 anni perché avevo anche qualche problema con i genitori, e in quel periodo sabbatico poi ho scritto 3 libri e adesso ho ricominciato e sono membro del consiglio di amministrazione di una fondazione di comunità, emanazione della Fondazione di Venezia, emanazione territoriale della Fondazione. Qui c'è insomma da discutere, anzi da parlare non da poco. Sempre per volontariato comunque. Ecco. Allora, diciamo che è un percorso che guarda gli altri, sì, sin da giovane. Che cosa spinge un giovane a guardare agli altri? Lo dico perché molti giovani, questa generazione soprattutto, guardano molto a se stessi. Ma guarda, io credo che l'immagine più efficace per rappresentare la spinta che mi ha mosso sia quello, proprio il nome del clan, che il clan è il percorso finale della formazione scout, che è la Fune. Il nostro si chiama la Fune. La Fune si compone di più corde, no? Attorcigliamento di più corde. E per me la spinta sono venuta da 2 cose: la parte del percorso formativo di fede fatta con gli scout, altrettanto forte le letture, la passione delle letture dell'adolescenza, a cui sono molto debitore, che mi hanno formato, che sono state le letture americane, i Faulkner, i Dos Passos, i Steinbeck. Quelli sono state la molla, e questi 2 elementi si sono attorcigliati insieme. Io non li vedo scindibili. C'è questa spinta che è una spinta che, se vuoi, posso anche descrivere,
che nasceva proprio dal modello, dall'esempio che questi romanzi raccontavano. Furore. Da un lato la fatica, le difficoltà, le miserie di questa popolazione americana improvvisamente che si è depauperata di ogni cosa, costretta al viaggio, alla disperazione, e dall'altra il messaggio di speranza molto laico, molto civile che veniva dalla presidenza Roosevelt, che fa sto appello che a me entusiasmava quando ero ragazzo alle energie del paese affinché andassero a aiutare. Stiamo parlando della Grande Depressione. Della Grande Depressione, sì, beh, sono i narratori della Grande Depressione. Americana, e stiamo parlando di un modello, diciamo così, capitalistico per eccellenza, lì trova... che entra in crisi, esatto, che entra in crisi. E quindi si mette in discussione, quindi un momento molto importante, e lì si trovano gli elementi di socialità che porta, e poi c'è questo elemento della fede, mi pare, quindi il percorso di fede a questo punto della seconda entrambi è proprio intrecciato, intersecato. È interessante questo passaggio, però andiamo al percorso di fede, percorso di fede di Paolo Tonello. È un percorso di interrogazione, di ascolto, ma ha influito molto. Se devo dire il testo che più sempre mi affascina, mi interroga, è il Vangelo di Luca. È quello che più mi stimola la riflessione, in cui mi ritrovo più vicino, più affine, ecco. Ma l'avvicinamento alla Chiesa e sui riti sin da bambino? Sì, ma mia famiglia è una famiglia cattolica, sono cresciuto in patronato nell'oratorio di Milano, è sempre stata Però nell'adolescenza c'è sempre il momento della contraddizione. Sì, del confronto, anch'io ho avuto la fune è anche tensione, no? Cioè la fede che si tende, il dubbio, c'è stato anche quello. Ecco, perché in questi percorsi che con le persone che abbiamo incontrato c'è sempre un punto quasi di rottura e poi un ritorno. Ma guarda, quindi capire qual è stato il momento quasi della rottura, quindi del confronto massimo, dell'allontanamento, e che cosa poi ha spinto a ritornare indietro nella maturità. Allora, sempre nell'adolescenza il momento di rottura c'è stato verso i 20 anni. Io sono nato a Milano, ma mi sento comunque legato ai tre poli della mia vita, che poi sono i tre poli della nostra terra. No, io sono uscito da Milano molto presto, perché sono andato al liceo a Mestre, quando Mestre era ancora molto legata ombelicalmente a Venezia, socialmente e culturalmente, quindi un'area molto libera, anche molto laica. Quindi possiamo dire anche molto rossa. Sì, molto rossa, ma rossa nel senso intellettuale del termine, molto provocatoria, sì, poi però laica, appunto. Laica, provocatoria. Il mio liceo era un liceo molto di sinistra, quindi c'era anche questa tensione legata all'interrogazione nel rapporto con la Chiesa. Erano anni completamente diversi da questi. No, ma è interessante perché trovare la fede cioè partendo da -1 anziché da 0. E gli scout hanno avuto il dono, gli scout di Milano, di lasciare sempre la libertà. L'ascolto, però la libertà. Cioè non chiudere, non negare, non allontanare, mettere confini. Assolutamente, su quello è stato assolutamente fondamentale l'esperienza degli scout, perché è stata un'esperienza di dialogo e di ascolto. E poi col tempo, quindi anche il riavvicinamento, l'attenzione. Proprio l'esempio, cioè diciamo che la metafora della fune è quella che più rappresenta, no? Perché allora ti tendi, perché è proprio la tensione, la distanza, quando la caduta, la fune che tiene dalla caduta, però anche la corda a cui aggrapparti, il riferimento. Quindi c'è stato c'è stato l'allontanamento, c'è stata la vicinanza. Non nego che ci sono ancora ogni tanto i momenti di interrogazione e i momenti di distanza da laico. Ci possono essere. Ecco appunto, allora aggiorniamo un attimo. Da laico ma che guarda la Chiesa, che Chiesa vede adesso rispetto a quel tempo? Guarda, devo dire, grazie per questa domanda, perché io vedo una Chiesa da laico, anche mettendomi nei panni del laico, vedo la Chiesa come uno dei pochi punti di riferimento culturali rimasti. E credo che, proprio per essere, tu sei giornalista, posso dire tu, certo. Tu sei giornalista, io credo per esempio che Avvenire, in questo momento qua stia facendo un servizio all'informazione straordinario, è dato un punto di riferimento per tutti, per equilibrio.
autorevolezza, franchezza nel dire le cose. E anche gli ultimi, io credo anche nella capacità della storia della Chiesa di avere sempre dei pastori, di saper scegliere dei pastori che sappiano essere presenti nel loro tempo in maniera magistrale, nel senso più alto del termine. La scelta di Papa Francesco, che è stata veramente di rottura, adesso la scelta di Leone XIV, che è meno invasivo, impattante, ma se tu leggi tra le righe è assolutamente straordinario il suo messaggio, proprio nella sua pacatezza, specie in questi momenti così drammatici. Una Chiesa quindi che diventa punto di riferimento in un momento in cui tutto intorno si sta un po' affievolendo dei riferimenti, perché parliamo di messe, parliamo di politica, parlavamo di grandi partiti della Prima Repubblica, adesso non rimane praticamente più nulla. No, io credo che la Chiesa sia uno dei pochi punti di riferimento rimasti per questa Chiesa, in questo momento, uno dei pochi punti di riferimento a cui guardare con attenzione anche per una capacità di sguardo lungo, no? A me colpiva molto anche le parole di Leone XIV, lo pensavo anche in questi giorni di guerra, pensavo anche a Pio X, che è di Salzano, no? Sta capacità di intuire, di avvisare, di porre l'attenzione, cioè, proprio facevo mentre Trump annunciava, cioè mentre i giornali annunciavano sto attacco all'Iran, e mi veniva ancora in mente, proprio mi risuonava nella mente l'appello di Pio X e la capacità di Pio X e poi di Pio XII di avvisare: guardate che voi credete che sia una scaramuccia che duri, e invece non è vero. Cioè, ogni volta penso a Pio X quando vado a vedere il museo a Salzano, no? Allora penso che per i fedeli lo ha avvisato la Madonna, che sarebbe stato una devastante. Per i cinici si può dire che lo avrà avvisato la segreteria di Stato con una capacità di sguardo assolutamente universale. Però è quello che dice a tutti, mentre tutte le diplomazie europee sono convinte, come adesso, che tanto su 3 mesi la chiudiamo, e lui è l'unico a dire: guardate che vi infilate su un tunnel da cui uscirete completamente diversi e in condizioni più che drammatiche, disastrose. E credo che sia l'unico che ha avuto questa capacità di analisi. Pio XII lo stesso, Dio non voglia che anche stavolta, e su questo devo dire Avvenire, io seguo veramente nell'ultimo anno con molta attenzione Avvenire. Io per tornare all'inizio, sono uno di quei ragazzi cresciuti con la Repubblica di Scalfari. Tu sai cosa sta, era proprio il breviario quotidiano per un certo mondo liberale, socialista, di sinistra, laico, sì, era proprio una bandiera di una larga fetta società. E per cui è stato in quegli anni un punto di riferimento, anche di criticità. Devo dire, nell'ultimo anno, osservando il panorama, io per volontariato seguo la comunicazione, il Corriere, la Repubblica, e devo dire che Avvenire è diventato forse uno degli osservatori più attenti nell'equilibrio. Però questo significa quindi una Chiesa che è inserita nella società, nella storia e nelle società, mentre molti vorrebbero che invece fosse un po' sopra le parti, molto più, come dire, eterea, più vocata proprio alla preghiera, alla lettura dei Vangeli e della Bibbia. Qual è allora l'aspetto visto da un lato? Io giro la domanda: perché si vuole che si torni solo a che faccia Chiesa? Che altre agenzie sono rimaste, politiche, sociali, economiche, che difendono quei valori? E allora su questa base la Chiesa come si deve muovere nelle società e proprio trasposto nelle piccole comunità, come un parroco, una parrocchia secondo lei si deve contrapporre anche a queste modernità, a queste novità, a questa comunità che non è più quella sicuramente
di 40 anni, 50 anni fa? È una domanda difficilissima, io a volte guardo i parroci e li vedo veramente ultimi attori, ultimo guardiano della frontiera del dolore, del disagio, della fatica del vivere quotidiano. Per cui chiedere che già l'ascolto che fanno di antenna del territorio è già straordinario, a mio avviso, e lo fanno tutti. E gli viene richiesto un impegno enorme, con risorse sempre più ridotte, perché sappiamo benissimo il calo delle vocazioni, il calo delle presenze, e quindi già questo è tanto. Il loro messaggio è comunque, mi sento di dire che il loro messaggio è comunque fondamentale, e il mantenimento di anche solo essere sacerdoti e portare avanti le idee testimoniare del Vangelo in questo momento è già un compito straordinario che si sono dati. E lo scautismo, visto che lei viene dal mondo dello scautismo, quanto può aiutare i sacerdoti ma anche le comunità a formare i giovani per essere protagonisti domani? Io vedo di riflesso, perché non frequento più molto il mondo scout, però vedo per esempio nella parrocchia dove sono io, fanno un lavoro straordinario di ascolto di questi ragazzi, che credo che sia fondamentale in questo momento. Siamo tutti distratti da quel telefonino maledetto che ci soverchia a ogni momento. Riescono ancora a coinvolgere i ragazzi, che non è poco, in attività, in solidarietà, e questo qua credo sia il loro carisma più grande, la loro forza più grande dello scautismo in questo momento. Sì. Allora, concludendo questa nostra chiacchierata, il termine che noi possiamo lasciare ai nostri telespettatori è ascolto? Sì, assolutamente. Ascolto attento, perché ci sono tanti tipi di ascolto. E poi ascolto contrapposto al bisogno che è diventato epidemico ed esistenziale di dire tutti tutto. Quanto ci raccontiamo? Cioè tu apri la pagina Facebook, qualunque social, è tutto un narrarsi, un dirsi. Ma lì è un'esteriorità però, nel senso che la narrazione... Ma non ascolta più nessuno. Ma perché? Perché in realtà non c'è un dialogo, c'è un narrarsi di fronte a un computer e poi magari qualcuno metterà qualche like, ma non c'è un confronto. E forse l'ascolto nel confronto potrebbe essere veramente la chiosa. Assolutamente. Ecco, e allora come fare, lei è anche padre di famiglia, certo. Come fare a, come dire, mettere insieme queste due cose ogni giorno in famiglia? L'ascolto quotidiano? E nel confronto, soprattutto magari se hai figli adolescenti. Non è assolutamente facile ed richiede anche il coraggio dello scontro, quello soprattutto, il coraggio del confronto che è anche antitetico. Però è diverso rispetto alla nostra generazione, lo scontro, perché lo scontro c'è sempre stato per la generazione. Sì, però era completamente diverso anche perché c'era un altro piano, c'è un piano di autorevolezza diverso. Autorevolezza o autorità? Autorità. Il principale, e poi alla fine da padre dico mio figlio ormai è grande, sta per laureare, devo dire anche con tutte le mie fatiche, con tutte le mie difficoltà, che alla fine l'unica cosa che insegna è l'esempio. Tu puoi parlare quanto vuoi, ma alla fine ti guardano i ragazzi. E allora, di là, in quella telecamera ci sono tante famiglie, tanti genitori. Allora qual è il, diciamo così, non dico, è il suggerimento che magari può venire da chi un percorso l'ha già fatto in una giornata come questa, dove la riflessione appunto è nell'ascolto, nella comprensione, nel confronto? Ecco, la principale suggerimento è fermarsi un attimo, vedere un po' dove si sta andando, dove stanno andando la propria famiglia, i propri figli, che direzione sta prendendo e quanto siamo coerenti con quella direzione che vorremmo prendere. Ma già il fermarsi e chiedersi dove si è già tanto in questo momento, perché siamo travolti tutti quanti quotidianamente da una tale velocità, da una tale accelerazione del vivere, che alla fine si perde, si va sempre, si procede senza neanche accorgersene. Un aiuto può arrivare ad esempio dal Vangelo, dalla lettura? Quello sicuramente. Io credo che a me ha aiutato in alcune fasi della mia vita, proprio da ignorante, da persona molto semplice, delle aperture casuali del Vangelo e trovare sempre anche era un insegnamento che mi ha dato il mio vecchio parroco, che era Monsignor Facchinello,
che diceva fermarsi e leggere proprio qualche parola, anche prima della lettura la sera, già è una medicina, è già una forma di direzione, con molta umiltà, non esegesi, perché lì per fare l'esegesi c'è una competenza molto più approfondita. E quindi possiamo dire, ci lasciamo dicendo, mettiamo il Vangelo vicino al comodino, e magari quando non riusciamo a trovare una risposta apriamo magari a caso. Assolutamente, sottoscrivo completamente. Grazie. Grazie a voi.